Gloria al Signore. Se non c'è nessuno, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio, così come la troviamo scritta in Primo Cronache, capitolo 14. Primo Cronache, capitolo 14. Leggeremo dal verso 8 fino al verso 17. Primo libro delle Cronache, capitolo 14, dal verso 8 fino al verso 17. Gloria al Signore. Con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Amen. Amen. A Dio sia la lode. Quando i Filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di tutto Israele, salirono tutti in cerca di lui. Davide lo seppe e uscì incontro a loro. I Filistei giunsero e si sparsero per la valle dei Refaim. Allora Davide consultò Dio dicendo: salirò contro i Filistei, li darai nelle mie mani? L'Eterno gli rispose: sali, e io li darò nelle tue mani. I Filistei dunque salirono a Baal Perasim, dove Davide li sconfisse e disse: il Dio ha infranto i miei nemici per mano mia, come quando le acque rompono le dighe. Perciò quel luogo fu chiamato Baal Perasim. I Filistei lasciarono là i loro dei, che per ordine di Davide furono dati alle fiamme. Poi i Filistei tornarono a spargersi per quella valle, e Davide consultò di nuovo Dio, e Dio gli disse: non salire dietro a loro, allontanati e giragli intorno, e giungerai su di essi dal lato dei gelsi. E quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, esci subito all'attacco, perché Dio marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece come Dio gli aveva comandato, e gli israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei da Gabaon a Gezer. E la fama di Davide si sparse per tutti i paesi, e l'Eterno fece in modo che egli incutesse spavento a tutte le genti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Alleluia. La storia riguarda Davide, re Davide. E Davide, noi sappiamo, è stato benedetto da Dio fin da fanciullo, vero? Scelto da Dio, perché Dio ha visto il suo cuore. Ricordiamo un po', apro una parentesi, no? Come Dio sceglie Davide. Manda Samuele a casa del padre e dice: c'è nella casa di Isai uno dei suoi figli che io ho scelto. E Samuele li vede uno ad uno, c'è una sfilata di figli, ma Dio diceva sempre no, no, no. E infine c'era l'ultimo dei figli, Davide. E Samuele dice a Isai: ma hai ancora un altro figlio? Perché se Dio mi ha mandato qui, vuol dire che c'è ancora qualcun altro che devo vedere. Sì, l'ultimo, il più piccolo, l'ho lasciato lì a pascolare il gregge. No, fallo venire. E il Signore parlò: è quello, quel ragazzino, quell'ultimo, non considerato, che invece io ho scelto. Gloria a Dio. Amen.
Perché ancora oggi il Signore guarda al cuore. Non guarda alle nostre capacità, all'apparenza, ma Lui guarda al cuore. E sin da fanciullo è stato unto da Samuele, ma non era ancora diventato re di Israele. Agli occhi di Dio era già re di Israele. Ma diciamo per legge, per essere riconosciuto dalla nazione, ancora tutto questo non è avvenuto. Ci sono una serie di avvenimenti. Ma Davide sapeva chi lo aveva scelto. Passano tanti anni. Sappiamo la storia, vero? Sconfigge il gigante, Saulo lo accoglie nella propria casa, lo cresce come un figlio, poi si scaglia contro Davide perché gli viene questa gelosia, no? Per Davide. Il popolo guardava a Davide più che a Saulo. Nonostante Saulo fosse il re di Israele, il popolo guardava a lui perché vedeva in lui l'unto del Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. E noi vogliamo che gli altri possano vedere in ognuno di noi l'unzione di Dio nella nostra vita. Alleluia. Davide è un uomo di guerra, combatte sempre. Però, anche se combatte sempre, non smette di chiedere consiglio a Dio. Amen. Gloria al Signore. Sapete quando il nemico ci attacca? Ci attacca sempre. Ma in modo particolare il nemico ci attacca quando vede che siamo benedetti dal Signore. Quando lui vede che noi siamo particolarmente vicini a Dio, benedetti da Lui, il diavolo è qualcosa che non sopporta. Quando vede che vogliamo frequentare di più la Chiesa, vogliamo stare più vicini a Lui, il diavolo non lo sopporta. È vero? Abbiamo letto che i Filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di tutto Israele, cioè tutto il popolo aveva riconosciuto in Davide il proprio re. È una benedizione, una conferma per Davide. Lui sapeva che Dio lo aveva scelto, ma quell'esperienza fatta con Dio in casa di suo papà, dopo tanti anni gli viene confermata, perché quando Dio sceglie non cambia idea. Amen. Amen. Davide ha potuto vedere veramente in modo fattivo la benedizione di Dio. Tutto Israele lo riconosce. E i Filistei, nemici storici di Israele, avendo saputo che Israele ha riconosciuto Davide, si scaglia non contro Israele, ma contro Davide. Amen. Quando i Filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di tutto Israele, salirono tutti in cerca di lui. E così fa ancora oggi il nemico della Chiesa. Quando vede che qualcuno viene benedetto, si scaglia con tutta la sua forza verso quell'anima che ha riposto in Dio tutta la sua fiducia. Amen? Amen. Alleluia. Se invece siamo lontani da Dio, non diamo nessun fastidio al diavolo. Ok, continua così, non ti farò nulla. Ma noi vogliamo dare fastidio al diavolo. Amen. O no? Amen. Noi apparteniamo all'esercito di Dio. Noi combattiamo la battaglia del Signore. Non è una nostra battaglia, è una battaglia di Dio. E Dio è vittorioso. Amen. Quindi non ci sorprendiamo se pensiamo, ma come? Io
mi sto avvicinando di più al Signore e tutto mi va storto, peggio. E io ti dico, fratello, non ti sorprendere, sorella, non ti sorprendere, perché è normale. Anzi, glorifica il Signore. Cosa dice Gesù? Rallegratevi quando vi insulteranno, o no? E diranno di voi ogni bugia, perché voi mi servite. Rallegratevi. Gloria al Signore. Se siamo combattuti, rallegriamoci. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Stiamo dando fastidio al diavolo. Io non posso mai dimenticare quando abbiamo iniziato i nostri culti qui a Fregone. Non avevamo ancora il locale di culto, facevamo i culti al centro sociale. Venne un uomo da me, mi cercò, appena finito il culto mi aspettò fuori e mi disse: io ho parlato con la Madonna e la Madonna mi ha detto che tu devi chiudere questa chiesa. E io ho detto: digli alla Madonna che parla con me, ma ci parlo io con la Madonna. Fratello, è vero, non vi sto dicendo. È uno che si raduna, non so, in qualche montagna qua, ha un altare, mi ha detto: io parlo con la Madonna. Mazza, io parlo con Dio. Amen. E sai, se Dio non mi dice di non chiudere, mi dispiace, Dio è più grande della Madonna. Peggio per te. A me, gloria a Dio, peggio per me. Io combatto la battaglia del Signore. Rallegriamoci quando siamo combattuti, quando i filistei si scagliano contro i figli di Dio. Non si scagliano contro chi non è figlio di Dio. I filistei si scagliano contro i figli di Dio, contro gli unti di Dio. Amen. Alleluia. Voi non immaginate quanto sia difficile anche prepararsi non per la spiegazione della parola, ma prepararsi per ricevere la parola nel proprio cuore, per poterla trasmettere agli altri. Il diavolo te ne fa di tutti i colori. Ti fa perdere la pazienza, ti fa perdere l'armonia, ti attacca da tutti i lati, in modo che tu non sei pronto per dare agli altri la parola di Dio. Parlo come servitore del Signore. Io sono combattuto. Chi serve il Signore è combattuto. Lo sono io e lo sei tu, se anche tu vuoi servire il Signore. Ma ho scelto la strada giusta. Ho scelto di stare dalla parte del più forte. Amen. Alleluia. Quindi quando i filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di tutto Israele, salirono tutti in cerca di lui. Davide lo seppe e non si nasconde, uscì incontro a loro, perché i figli di Dio, chi serve il Signore, è anche coraggioso. Se siamo chiamati ad affrontare certe situazioni, dobbiamo affrontarle. Non si può scappare. Siamo chiamati ad affrontare certe situazioni. I filistei giunsero e si sparsero per la valle dei Refaim. Allora Davide consultò Dio, poteva anche non consultarlo. Quante battaglie aveva vinto? Ma in ogni battaglia ha sempre consultato Dio. Ha sempre vinto, a qualche volta è stato sconfitto quando non ha cercato il Signore. Ma ogni volta che ha cercato il Signore, Dio gli ha dato sempre vittoria. E in quest'anno nuovo vogliamo veramente imparare a consultare il Signore. Prima di prendere ogni nostra decisione o di valutare le nostre capacità e dire: vabbè, posso farcela. Io ti dico: consulta il Signore. Amen. Davide consultò il Signore. Cosa significa consultare il Signore? Pregare. Prega prima e chiedigli consiglio. Davide consultò Dio dicendogli: Signore, devo salire contro i filistei o mi sto fermo?
Devo combattere o non devo combattere? Li darai nelle mie mani o non me li darai nelle mie mani? Domande. E l'Eterno gli rispose. Perché, fratelli, io ti dico una cosa, il Signore risponde. E risponde sempre al momento opportuno. Forse non ti risponderà quando tu vuoi, subito, impellente, perché Lui non è mai sottoposto a noi. Lui è il Signore. Ma ti dico, per l'amore che Lui prova per noi, per te, per me, Lui risponde sempre al momento opportuno. E l'Eterno gli rispose, sali, e io li darò nelle tue mani. Gloria a Dio! Sono io che li darò nelle tue mani. La tua vittoria dipende da Dio. La tua capacità di superare le difficoltà dipende da Dio. Perché senza il Signore non possiamo fare nulla. E così avvenne. I Filistei dunque salirono a Belperasim, dove Davide li sconfisse. Amen. E Davide ha potuto dire, Dio ha infranto i miei nemici per mano mia. È Dio che mi ha dato vittoria per mano mia. È Lui che mi ha usato, ma se ho vinto, è Lui che mi ha fatto vincere. Alleluia, è bello riconoscere l'intervento di Dio nella propria vita. E non dire grazie a nessuno delle persone fisiche, ma solo grazie a Dio. Amen. Che bello poter dire io dipendo da Dio. Alleluia. I Filistei lasciarono là i loro dei. Furono sconfitti, forse qualcuno scappò, ma pensate, mentre andarono in guerra si portavano anche le loro divinità, che a nulla gli sono serviti. Perché l'unico solo vero Dio è il Dio di Davide, è il tuo Dio e il mio Dio. Amen. È il nostro Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È l'unico solo e vero Dio. Quindi quelle statuette, quegli idoli, non hanno potuto far nulla. E Davide anzi fa una cosa, li distrugge completamente. Perché nulla del mondo, del nemico, deve avere a che fare con noi. Amen? Amen. Siete d'accordo? Amen. Non dobbiamo lasciare nulla, vabbè, questo è innocuo. Che vuoi che sia? No. Non appartiene alla grazia di Dio. Amen? Non fa parte della mia fede, della tua fede. È qualcosa che deve essere distrutto. E Davide fa questo, è obbediente anche in questo. Distrugge anche queste divinità, questi dei. Ma i Filistei non si arrendono. Se c'è uno caparbio, è proprio il nemico delle anime nostre. Sai perché? Perché continuerà sempre ad attaccarci. Forse avremo un momento di tregua, di pace, ma stai sereno, tranquillo, che ci riproverà sempre, tutte le volte che potrà. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a rimanere fedeli al Signore. Dobbiamo continuare a consultare il Signore. Davide, di fronte alla stessa minaccia, di nuovo i Filistei, non so quanto tempo sia passato, ma si radunano di nuovo e rifanno di nuovo guerra a Davide. E Davide cosa fa? Di nuovo consulta il Signore. Signore, devo fare. E questa volta il Signore gli dice una risposta diversa. Dice, non salire dietro a loro, allontanati e giragli intorno. Vedete, il Signore dà anche i suggerimenti, la strategia. C'è quando bisogna affrontare il nemico faccia a faccia, c'è quando invece bisogna essere, possiamo dire, più avveduti, più intelligenti, me lo lasciate dire, una strategia. Il Signore ci dà anche una strategia. Allontanati, giragli intorno e giungerai su di essi dal lato dei gelsi. E quando udrai un rumore di passi,
tra le vette dei gelsi, esci subito all'attacco, perché Dio marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Quindi il consiglio di Dio è non l'affrontare di fronte, ma vacci attorno, sali, stai in silenzio, devi ascoltare dei passi che si sentiranno sulle vette dei gelsi, erano delle collinette, penso, no? Ma io mi sono chiesto, ma come si fa ad ascoltare dei passi, che è un rumore, non è forte, no? Certamente non c'era l'inquinamento acustico di oggi, no? C'era molto più silenzio, non c'erano né aerei né treni, non c'erano macchine, c'era molto meno rumore, ma credo sia anche difficile, no? Ascoltare, rimanere in silenzio, ascoltare un segnale. Spiritualmente parlando dobbiamo cercare di comprendere bene la voce di Dio, che non è sempre quello che noi crediamo. Sapete quanti ne ho incontrati che mi hanno detto: Dio ha parlato al mio cuore, mi ha detto che devo lasciare il lavoro ed essere un missionario. Sei sicuro? Sì, Dio ha parlato al mio cuore. Beh, se ha parlato al tuo cuore, la scelta è tua. Quella non era la voce di Dio. Perché Dio quando manda, raccomanda. Quella non era la voce di Dio, perché dopo un po', senza lavoro e nelle difficoltà, quando poi finiscono i soldi da spendere, devi continuare a servire il Signore e a vivere per fede, e non è facile. Sei sicuro che ti ha parlato Dio? Hai capito bene la voce di Dio? Hai udito quei passi che è difficile ascoltarli? Solo se sei veramente concentrato in silenzio sai ascoltare quello che ti ha detto Dio. Ascolterai dei passi tra i gessi. Quando ascolterai questo, vai, io li darò nelle tue mani. Gloria al Signore. Pensa un po' se Davide avesse scambiato un uccellino che si posa su un albero per un passo. Avrebbe detto ai suoi: andiamo, e non avrebbero vinto, perché quello non era il segnale. Bisogna capire bene la volontà di Dio, la voce di Dio bisogna udirla bene, bisogna essere veramente sicuri. Amen. Altrimenti si raccolgono solo sconfitte. Ma non è il caso di Davide. Davide aveva udito bene quel segnale. Uscì in battaglia. Alleluia. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, esci subito all'attacco, perché Dio marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece come Dio gli aveva comandato e gli israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei da Gabaon a Gezer. Questa è la vittoria che dà Dio ai suoi figlioli, e questa deve essere la vittoria. Auguriamoci in quest'anno nuovo vittorie spirituali per il 2024. Vogliamo saper consultare Dio, avere in cuore il desiderio per ogni scelta della nostra vita, dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? E allora avremo vittoria, gloria a Dio. La fama di Davide si sparse per tutti i paesi e l'Eterno fece in modo che egli incutesse spavento a tutte le genti. Vedete? Probabilmente le nazioni vicine avevano paura di questo Davide che vinceva sempre. E Dio ha fatto in modo che Davide incutesse timore, spavento. Alleluia. Questo fa di noi, può fare di noi il Signore. Che il nemico
abbia paura dei figli di Dio, dei figli di Dio che si consacrano a Dio, che sono ubbidienti a Dio e che sanno ascoltare la voce di Dio. Gloria al Signore. Allora possiamo dire la vittoria è nostra, nel nome del Signore, vero? Possiamo dire Satana è sconfitto, nel nome di Gesù. Alleluia, gloria al nome del Signore. Vogliamo alzarci in piedi?